percorriamo questa via della croce con nel cuore e nella mente il disegno di salvezza di Dio verso tutti gli uomini, come nella notte di Pasqua. Disegno iniziato nella notte dei tempi, quando Dio, nella sua infinita bontà, si è ricordato dell'uomo, nonostante i suoi tradimenti, gli ha promesso la redenzione. Lunghissimo è stato il percorso del suo popolo in mezzo ad inganni e tradimenti, ma sempre il Signore lo ha sollevato e gli ha dato un'altra possibilità. Alla fine ha mandato suo Figlio affinché non fossimo più schiavi del peccato, ma liberi, indicandoci la via della redenzione. In Cristo Gesù, sommo ed eterno sacerdote, si è compiuta la redenzione e ha aperto a ogni uomo la via dell'eterna salvezza. Tutti noi, uomini e donne, mediante lo Spirito Santo, siamo partecipi di questo sacerdozio. Tutti, attraverso il nostro retto operare nella vita e nelle attività di ogni giorno, rendiamo a Dio lode e indirizziamo la nostra vita e la vita di coloro che vivono accanto verso il regno promesso, la patria celeste, cui siamo chiamati contribuendo a renderla visibile già qui e ora. Preghiamo. Dio, misteriosa presenza nascosta in ogni creatura, ragione ultima del nostro cercare e sperare, Padre di Gesù Cristo, il nostro fratello più caro, il giusto, nel quale hai rivelato la via della vita, donaci di saper cogliere la tua parola e di fare di tutta la nostra esistenza un canto e di camminare senza sosta lungo la strada che conduce al tuo volto e al tuo abbraccio.
sorgere, lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che avevano detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Ricordatevi come vi parlò quando era fuori di Galilea, diceva a bisogno che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorto. Gioiosi di essere un segno della tua amorosa presenza, pur in questa agitata storia del mondo. Preghiamo, Dio che sei misericordioso nelle opere, giusto nei giudizi, magnifico nei doni. Accresci la tua misericordia su di noi perché non si scoraggi la memoria della nostra infedeltà. Il tuo spirito rivesta di bontà la terra e faccia nuove tutte le cose, e tu abbia finalmente un popolo fedele alla nuova alleanza, come tu sei fedele alla promessa. La memoria del dono di tuo Figlio sulla croce ci accompagni sempre nella nostra vita, per farci giungere all'eternità insieme con te, nostro sommo, infinito ed eterno bene. Benediciamo il Signore.
Ci prepariamo per l'adorazione eucaristica. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Misericordia abbi sul cuore e sulla mente, fa che in tutte le cose siano orientate a te, al tuo bene. Signore Gesù Cristo, conduce verso la via della salvezza, a lui sia lode e gloria in secoli secoli.
ama, il suo amore vuole con sé, spargi nel mondo il suo Vangelo, pace di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Abbiamo bisogno di un rifugio alle volte quando ci sentiamo feriti, stanchi, oppressi. Ma non sia la paura a muovere le vostre scelte, sia la fede e l'amore di Dio anche nelle prove della vita, anche se queste sono difficili e dolorose. La vita ha delle sfumature alle volte molto complesse. La fede ha una stabilità profonda in Gesù Cristo. Sia questa la nostra guida anche quando apriamo il nostro cuore alla misericordia del Signore. E per questo, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati intesi come disorientamenti all'amore di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia. Egli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Una volta i suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dothan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono di farlo morire. Si dissero l'un l'altro: ecco, il sognatore arriva. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e volle salvarlo dalle loro mani, dicendo: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue,
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica dalle lunghe maniche che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo, quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una caravana di ismaeliti, provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, di balsamo e di laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli: che guadagno c'è di uccidere il nostro fratello e nasconderne il sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli lo ascoltarono. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna, e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo: ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la fame sul paese di Canaan e distrusse ogni riserva di pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché si avverò la sua predizione, e la parola del Signore gli rese giustizia. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il re mandò a scioglierlo. Il capo dei popoli lo fece liberare. Lo pose Signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Lode a te, o Cristo, regni eterna gloria. Lode a te, o Cristo, regni eterna gloria. Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito. Chi crede in Lui ha la vita eterna. Lode a te, o Cristo, regni eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi e dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla, che lo considerava un profeta. Parola del Signore. Storia straordinaria, millenaria, quella che ci è stata offerta, un racconto che parla di noi, dei nostri sentimenti, del nostro modo di vedere la vita. Un singolo pensiero, una singola piccola emozione si instilla piano piano. C'è una medicina per tutto questo, soprattutto quando questa conduce a degli effetti accidiosi, dei peccati anche capitali. L'abbiamo pregato insieme nel Salmo. E ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. E dite perché? Basterebbe solo questo stico, questo versetto, per riportarci alla giustizia di Dio e al suo orientamento anche di fronte alle difficoltà. Ma guardate un po' quello che è successo alla storia di Giuseppe, storia straordinaria che continua poi nella Genesi, arrivando in Egitto, soprattutto consiglio, come questo tempo spirituale può offrire, un tempo in cui stare sulla parola di Dio per osservare che cosa succede ai tanti personaggi che incontriamo. E di fronte alla libertà, ognuno fa le sue scelte, però provare a osservare che cosa succede quando si ricordano le meraviglie del Signore, quando si fa memoria. E quelle meraviglie parlano dell'amore, della consolazione, della pietà, della misericordia, della capacità di restare saldi di fronte alle prove che sono incomprensibili alle volte, che fanno parte della nostra vita, della nostra creaturalità. Anche Gesù stesso si è ritrovato in dei momenti molto difficili, ma poi nei momenti più forti lui si fa alla volontà del Padre, perché significa ricordare le sue meraviglie, ricordare la nostra fragilità e forse, perché no, ricordare che il tempo della vita che ci è dato, come custodi, come i vignaioli, nella modalità in cui noi ci rapportiamo a questo tempo della vita, la grande differenza c'è, e ce la ricorda Gesù. Che sentimenti abbiamo nel cuore? Perché questa è la grande differenza. Di fronte all'Eucaristia, che è segno profondo di gratitudine, noi che sentimenti abbiamo nel cuore? Indifferenza completa. Rabbia, accidia, ira, male allo stomaco, male alla testa, mancanza di respiro praticamente. Oppure, di fronte all'Eucaristia, libertà, voglia di vivere, curiosità, vivacità. Mettetele pure tranquillamente nella misura equa sulla bilancia della vita. Osservate. E poi voi, di fronte a questa scelta libera, quale adesione fate? I vignaioli che ben pensano di uccidere, bastonare, lapidare i servi, addirittura uccidendo l'erede? Oppure sapendo che abbiamo questa eredità, che la nostra vita è il tempo della vita, fare delle scelte di misericordia, ricordare le meraviglie di Dio. Dovreste avere anche un'amnesia provvisoria, non c'è nessun problema, siamo fragili. Però ecco che il tempo della Quaresima ci offre delle possibilità appunto per fare memoria. E il mio consiglio è che la spiritualità non è qualcosa di vacuo e fumoso, è una concretezza. Esseri spirituali è essere molto concreti e tangibili, operare nella vita, non è stare seduti sugli allori. Alle volte desideriamo la tranquillità dell'animo, come hanno cercato tanto i filosofi, ma la tranquillità dell'animo non è dormire a casa, quello è un inganno. La vita è in movimento, è un fiume che scorre. Allora la tranquillità dell'animo che è offerta da Dio è una stabilità
di fronte a questo scorrere della vita, è un sapere dove guardare, dove orientare i nostri pensieri, riconoscere i pensieri che non sono nostri, che vengono dal divisore che esiste, è in giro e si diverte amabilmente a canzonare le anime che seguono Dio. È un inganno pensare che non esista. C'è, ma non ha la forma che magari pensiamo favolistica. Sono delle forti tentazioni a continuare a essere arrabbiati con la vita, arrabbiati con il vicino, arrabbiati perché non è andata come volevamo noi. E poi incontrare Dio attraverso la vita, attraverso uomini e donne di fede che di fronte alle stesse prove che hanno vissuto anche i fratelli di Giuseppe, non l'hanno certo scelto di prendere un fratello e buttarlo in un fosso, ma hanno scelto di curarsi vicendevolmente, di capirsi, di perdonarsi, di ascoltarsi. Hanno scelto che di fronte a un'eredità hanno desiderato condividerla, fare un pezzo di strada nella vita insieme. Hanno avuto gratitudine. A chi ha sarà dato ancora di più, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. C'è un'interpretazione che va tenuta presente nei testi sacri e che alle volte in alcune traduzioni può sfuggire. A chi ha gratitudine sarà dato ancora di più, a chi non ha gratitudine sarà tolto anche quello che ha. Però ricordate che questa non è un out-out filosofico, c'è sempre una possibilità di una misericordia molto grande di Dio, in cui anche se sbagliamo, se cadiamo, se non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, c'è una misericordia grande del Signore ed è accessibile. Tenete sempre questa porta aperta, senza giudizio. Noi continueremo a sbagliare e i nostri fratelli continueranno a sbagliare, ma non siamo noi a dover giudicare. Come uomini e donne di fede, quello che possiamo fare è seguire e ricordare la meraviglia del Signore e quindi tenere la porta aperta e tenere una mano tesa per i nostri fratelli, che non significa essere sciocchi, è continuare a dare una possibilità con la grande fermezza e correzione che offre la parola di Dio. Allora la nebbia all'orizzonte si dipana e ritroviamo quel sole splendente che è sempre stato dentro di noi. Si chiama Gesù Cristo. È un'opera di grazia. E questa sera, nel ritrovarci qui, nel pregare insieme come famiglia di Dio, si rende stabile quella forza dello Spirito Santo che ci fa corpo di Cristo e che è testimonianza vivace di questa opera. Celebriamo l'Eucarestia con questa gratitudine. Preghiamo per i nostri cari con questa gratitudine e viviamo la vita che Dio ci ha dato anche nelle difficoltà, con la gratitudine di quello che abbiamo ricevuto e attraverso la nostra vita lasciare un'eredità per chi verrà, perché anche attraverso di noi trovi stabilità e ricordi profondamente le meraviglie che Dio ci ha offerto. Per sempre. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme perché Egli accompagni il cammino della nostra conversione con l'abbondanza della sua grazia. Preghiamo insieme: ricordati, Signore, della tua misericordia. Per il popolo cristiano guidato dallo Spirito Santo, riscopra con cuore umile e sapiente le radici della propria fede. Preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Per i nostri pastori, seguendo assiduamente il Signore Gesù, siano sostenuti in tutte le prove da Dio sempre fedele. Preghiamo.
Ricordati, Signore, della tua misericordia. Per i governanti delle nazioni, mossi da pensieri e progetti di pace, utilizzino le immense energie della terra per soccorrere chi è oppresso dalla miseria. Preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Per le nostre sorelle e i nostri fratelli malati, uniti a Cristo sofferente, ricevano forza e consolazione. Preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Per noi qui riuniti, con lo sguardo fisso sul volto di Cristo, risplendente di luce, possiamo condividere la pienezza della sua gloria. Preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Padre generoso, verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che ti rivolgiamo e donaci di lasciar risuonare in noi la voce del tuo Figlio amato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Le offerte che riceveremo saranno dedicate alle attività caritatevoli del tempo della Quaresima. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La tua benevolenza, o Dio, precede e accompagni sempre i tuoi fedeli sulla via della fede e li prepari a celebrare degnamente questi misteri per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibile alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, il cielo e la terra, pieni della tua. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Dionisio, di Edi, di Luigi, dei defunti della famiglia Zamparini, dei defunti della famiglia Urban, di Paolo, di Maria, di Boris. Nella tua misericordia, di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Preghiamo. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, o Signore, a progredire nel cammino verso di Te, per giungere al possesso dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. In questo tempo di Quaresima è un tempo ottimo per rallentare. Siamo presi sempre da mille impegni e alle volte ci potremmo chiedere quando è l'ultima volta che abbiamo fatto una passeggiata a guardare la natura, il sole, il mare, la montagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare. L'ho fatto l'altro giorno guardando la nostra bella unità pastorale, le nostre campagne, passeggiando, rallentando, andando a trovare le persone. Penso al futuro della nostra Chiesa e se ci penso sono sereno, perché la nostra Chiesa sono le persone, gli uomini e donne che credono e che sono molto presenti, molto. Basta semplicemente fermarsi, rallentare e condividere. E trovi uomini e donne di fede che stanno curando i propri figli, avendo cura della propria moglie o del proprio marito, aiutando un vicino, perdonando nel proprio cuore qualcuno. E guardo il futuro della nostra Chiesa, penso a quello che abbiamo costruito in questo tempo insieme, penso che possiamo fare ancora un po' di più. E per questo condividevo con alcuni amici che sarebbe bello, e lo metteremo piano piano in pratica, intanto prepariamo l'impasto, perché no, una volta al mese
mettere a disposizione un piccolo servizio parrocchiale, volontario, di condivisione, un mezzo per andare a prendere le persone che magari non possono spostarsi e venire a messa. La nostra è una piccola unità pastorale, però qualche chilometro tra una chiesa e l'altra, tra un paese e l'altro c'è. Quindi l'idea è di fare un piccolo gruppo di volontari, mettere a disposizione un mezzo o più mezzi, le nostre macchine, ciò che abbiamo come a una comunità cristiana, e entrare in relazione per vivere una celebrazione insieme, con un atto concreto, quello di sostenersi, quello di andare a sapere come sta un nostro amico, un nostro vicino, prima di leggere le cronache sul giornale, sapere come sta e magari anticipare quella cronaca ed essere noi motore di salvezza. Vuoi fare grandi cose? Diceva Sant'Agostino. Comincia da quelle piccole, falle molto bene. Per quello noi ci troviamo qui. Per vivere bene l'Eucaristia, per vivere bene la nostra vita da fratelli e sorelle nella fede. Tutto il resto è in mano al Signore ed è una grazia. Ci vediamo a messa questa domenica a Ruda alle ore 11, prima alle 9:15 ho dato la disponibilità per celebrare una messa per gli alpini che vivono il loro 40° anniversario, ma è una messa comunque aperta a tutta la comunità. Abbiamo cercato di offrire 2 momenti, naturalmente, perché gli alpini saranno in un gruppo numeroso, però preghiamo insieme, sappiamo che c'è questo momento, teniamoci uniti nella fede. Dona al tuo popolo, Signore, la salvezza dell'anima e del corpo, perché perseverando nelle opere buone sia sempre difeso dalla tua protezione per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Auguro a tutti voi una buona serata, un buon rientro nelle vostre case. Salutiamo anche gli amici che ci seguono nella versione multimediale. Ringraziamo anche i volontari che rendono possibile questa opera, i volontari che da sempre rendono possibile la vivacità delle nostre chiese, la bellezza. E tra l'altro su Voce Isuntina questa settimana c'è un bellissimo articolo su chi per 50 anni ha mantenuto vivace questa bella chiesa di San Nicolò. Rendo grazie e tutta la comunità rende grazie, e questa è una testimonianza perché gli altri volontari e chi si è reso disponibile possa farne anche 100 di questi giorni e di questi anni. Buona serata a tutti voi. Maria, rivolgi a noi, posa gli sguardi tuoi, per una volta sola, o Madre dolce.